Sulla situazione politica del Comune di Nuoro e sull'attività dell'amministrazione guidata dal sindaco Andrea Suddu si registra un duro attacco da parte del consigliere di opposizione Pierluigi Saiu, esponente di Uniti per Nuoro. Dall'inizio dell'anno il Consiglio Comunale si è riunito una sola volta, peraltro su richiesta delle opposizioni. Nel mese di febbraio, stando agli atti pubblicati sul sito del Comune, la Giunta guidata dal sindaco Suddu ha approvato solo 3 delibere, una delle quali obbligatoria per l'assegnazione degli spazi elettorali. Per non parlare delle commissioni che non si riuniscono da mesi, scrive Saiu in una nota. Numeri imbarazzanti che testimoniano, se ce ne fosse bisogno, la paralisi degli organi politici del Comune di Nuoro, uno stallo che poche altre volte si è visto e che non può continuare, continua l'esponente dell'opposizione. I problemi della città sono tanti e vanno risolti. Nuoro non può permettersi di avere un consiglio e una giunta comunale paralizzati. Sembra che dopo la sconfitta del progetto che voleva Nuoro capitale italiana della cultura nel 2020, continua Saiu, siano finite le proposte. Quel progetto, inspiegabilmente ancora sconosciuto al Consiglio Comunale e alla città, potrebbe essere adesso illustrato, condiviso proprio nell'aula del Consiglio per essere valutato e nelle sue parti migliori messo in pratica. Quanto al bilancio, prosegue l'esponente dell'opposizione, è ancora un miraggio. Come al solito siamo in ritardo, l'unica cosa che sappiamo con certezza è che questa amministrazione è responsabile di un nuovo buco da quasi 4 milioni di euro. La crisi all'interno della maggioranza impedisce di completare la giunta, oggi con una sola donna, è dunque illegittima. Il sindaco, invece che riferire al Consiglio, continua a tenersi lontano dall'aula, conclude Saiu. Ci spieghi Suddu cosa è cambiato, perché alcuni assessori sono stati spostati e altri no, chi ha fatto un buon lavoro e chi no. Basta scappare dal Consiglio Comunale, i problemi sono tanti e la città, conclude l'esponente dell'opposizione, aspetta che chi è stato eletto per governare lo faccia.